Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di un problema, un caso o una visione che il vostro Marietto ha, perché riflettendo un po' con Hildegarda nei giorni scorsi e parlando un po' di Salomone, per chi non sa che Salomone, diciamo che 3500 anni fa, un mistico, un mago, un uomo erudito ha incominciato a spiegare al mondo di allora cos'era la magia salomonica, diciamo. Da quel momento lì è sempre stata chiamata magia salomonica, però sicuramente questo signore, questo gruppo molto probabilmente aveva conoscenze mistiche caldee che erano state prese dalla cattività degli ebrei come si suol dire, in Persia di allora, nella regione che adesso è l'Iran, e quindi l'ha messa per iscritto e l'ha divulgata a suo tempo, no? E quindi questo Salomone è diventato famoso nel Vecchio Testamento perché aveva una cosa anche molto particolare. Oltre che essere un grande divulgatore e esoterista e mago, era anche un uomo che aveva più di 900 mogli e 750 concubine. Chiaramente per alcuni è visto come qualcuno che ne voleva abusare, però riflettendoci bene e pensando bene a quei tempi possiamo capire che le persone prima di tutto avevano un'aspettativa di vita molto corta e in quel periodo lì le donne erano viste molto probabilmente come animali. Se pensate che fino all'anno 1000 d.C. Per la religione di Stato italiana, diciamo che la donna non aveva l'anima, quindi figuratevi ai tempi di Salomone come potevano essere, come si suol dire, trattate queste signore, queste donne, no? E quindi Salomone in un certo senso, visto che era una persona molto lungimirante, ricca, potente ed era un re, le prese sotto la sua ala e diciamo che nella realtà si presume le abbia protette, perché una cosa era essere la figlia dello schiavo, una cosa era essere la figlia di Salomone. Quindi quest'uomo circa 4500 anni fa più o meno, chi più chi mette più un anno più o meno, un anno meno, un anno più, praticamente aveva questo harem, no? Diciamo questo harem, ma se dal mio punto di vista Salomone ha fatto un atto giudizioso, ha protetto queste signore, queste donne, e quindi praticamente ha fatto da scudo a questo immenso reame di donne. Oggigiorno noi però viviamo una situazione esattamente l'opposto. Noi vediamo che ci sono tante donne in giro, madri, magari madri single, magari con 2 o 3 figli, che arrancano e non riescono ad arrivare alla fine del mese perché magari o sono rimaste vedove o hanno fatto errori di gioventù, oppure il compagno uomo o marito che avevano è stato un fiasco, è stata una persona deludente che le ha tradite e le ha abbandonate magari con 2 o 3 figli. E poi dall'altra parte vediamo gente benestante, sola, singles, che a un certo punto della loro vita incontra la classica tipa che viene da un'altra parte del mondo, che ha usato l'esoterismo, la magia, e si è accalappiato e praticamente si è portato via, ma più che portato via lei, si è portato via la sua materialità, no? E questo qui si è fatto pescare. Allora il problema sorge perché noi abbiamo tantissime donne madri qui in Italia, single, che arrancano, non riescono ad arrivare alla fine del mese e poi arrivano degli stranieri e molto astutamente, molto furbescamente riescono a fare dei colpi mancini. E allora qui sorge un dubbio etico e morale. È giusto aiutare queste persone con la magia per poter dare una mano, una possibilità non solo alle madri ma anche ai figli, per poter fare in modo che questi possano avere una vita migliore? Questo è un grande punto di domanda, anche perché
questi signori qui che praticamente sono degli obiettivi, diciamo, per queste straniere. Loro i soldi ce li hanno in banca e le banche i loro soldi poi li prestano con sistemi quasi che rasentano lo strozzinaggio, e quindi oltre il danno la beffa, nel senso che pur di divertirsi a scapito di signore e donne qui nel territorio italiano, si fanno fregare da quelle che vengono dall'est, che usano la magia, e in più i soldi che hanno in banca sembra una cosa fuori di testa, ma la banca li usa non per aiutare i giovani, ma li presta quasi a prezzo altissimo. E quindi mi chiedevo con la Hilde, facevamo un ragionamento, se non è anche giusto aiutare in modo chiaramente professionale, con una visione chiara, persone che realmente hanno bisogno, non solo loro di un compagno, ma anche i loro figli di una protezione. Certamente di Salomoni ce ne sono in giro pochissimi, però una mano la si può sempre dare. E facevo questa riflessione pensando a tutte quelle brave madri che purtroppo hanno fatto degli errori di gioventù e che oggigiorno si trovano in piedi da scala magari con 2 o 3 figli e magari pensano di, insomma, la via più breve di farla finita. Quindi penso che un aiutino, chiaramente a livello professionale, non gratis, lo si può sempre dare per cercare che trovino una persona adeguata e che protegga anche queste persone e anche i loro figli. Bene, cari amici, il vostro Marietto ha voluto esternare un suo pensiero che è uscito ultimamente parlando con la Hilde a 4 occhi, tanto per, insomma, ci siamo confrontati su alcuni temi che abbiamo purtroppo incontrato nel nostro cammino di esoteristi. Grazie cari amici, e se non vi siete ancora iscritti al canale di Gare Marietto Veneziano, vi chiedo di farlo e di seguirci nei nostri gruppi di Facebook e di Telegram. Grazie e alla prossima, ciao!